Allora, io voglio dire che mi sono già incontrato con l'assessore regionale Marco Venturi illustrando quest'altra vicenda che ha semplicemente dell'incredibile. Questo distributore è stato autorizzato in difformità dal piano regolatore del Comune di Agrigento, dalla gestione dell'ufficio urbanistica che secondo la magistratura agrigentina è al centro del sistema delle tangenti. Questa realizzazione, appunto, contrasta radicalmente col piano regolatore del Comune ed è un'autentica follia. Immaginiamo cosa succederebbe qui. In queste ore d'inverno abbiamo già il traffico e non è neanche una giornata lavorativa, ma immaginiamo cosa succede qui a luglio e ad agosto nella stagione turistica se abbiamo qui aperto un distributore. Certo, è un distributore che farebbe quattrini a palate, milioni e milioni di euro. E allora immaginiamo anche che tangenti sono corse. Se sono corse tangenti, come io penso, per autorizzare questa opera assolutamente illegale. Ma l'impatto urbanistico, l'impatto di vivibilità, l'impatto del turismo nella nostra San Leone sarebbe tremendo. Ho qui le norme di attuazione del piano regolatore che io ho approvato e io non ho mai approvato un distributore nelle aree adibite a verde privato attrezzato. Le norme mi dicono che qui sono consentite le seguenti funzioni: verde attrezzato, parcheggi privati o di uso pubblico, campeggi e servizi accessori. È vietata qualunque trasformazione edilizia, salvo gli interventi sugli edifici esistenti con il mantenimento dei volumi e delle superfici utili esistenti. Con molta fantasia, e va verificato se è stata solo fantasia o anche un gioco di tangenti, qui si è allocato un impianto di distribuzione. Immaginiamo le centinaia e centinaia di auto che verrebbero ad entrare ed uscire in questa zona, in mezzo al centro abitato, tra le case delle persone, tra gli esercizi commerciali. Voglio concludere. Come la cittadinanza sa, io sono candidato a fare il sindaco di questa città. Questa città ha bisogno di un sindaco che la ami, di un sindaco che è disposto a litigare, a farsi inimicizie, odi, pur di garantire il diritto degli agrigentini. Io so che chi perde l'affare dell'anno e della sua vita realizzando un impianto di carburanti illegale ce l'avrà ovviamente con Giuseppe Arnone, che scopre questi imbrogli. Però i cittadini devono sapere che al di là delle belle parole che tanti raccontano mentre non fanno nulla, Giuseppe Arnone si impegna per il futuro dei nostri figli.